Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto bro, manda a segno quella palla e fai gol, qui niente fuffa, si commenta il vero sport, rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche, qua si fa calcio, non si pettinano bambole, difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati e soprattutto adesso possiamo dare inizio a questo nuovo progetto pomeridiano che vi accompagnerà tra le 14.30 e le 15.30, è una trasmissione che parla solo ed unicamente di calcio, però dentro ci mettiamo tante altre cose. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, oggi e domani, due puntate un po' più particolari perché parleremo del big match del Catania contro il Trapani lunedì. E per presentare subito il nostro ospite devo fare una premessa. Intanto ringraziare tutta la squadra tecnica di Gold 78 e di Biz Village Studios, ma soprattutto salutare immediatamente chi mi accompagnerà oggi come opinionista, ovvero Gianluca Virgilito. Ciao Gianluca, ben trovato. Ciao Ettore, ben trovati a tutti i nostri amici telespettatori. Per te è quasi un debutto, dai, diciamolo pure. Quasi un debutto, sì, possiamo dirlo. Benissimo. Avete già visto il nostro ospite di questa prima parte della nostra trasmissione, parliamo di Daniele Loporto. Buonasera direttore. Buon pomeriggio, grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti. Sicilianetwork.info, non parliamo soltanto di sport nel suo portale, no? No, ci occupiamo un po' di tutti gli aspetti della Sicilia, come suggerisce il titolo della testata, calcio naturalmente, calcio Catania in primo luogo, anche altri sport, l'orizzonte, di pallanuoto, la pallavolo. Alla pallanuoto che ci sta regalando di nuovo delle belle finalmente, emozioni. dopo qualche anno di pausa, grandi soddisfazioni, e poi naturalmente politica, ambiente, spettacolo, cultura, arte, un po' tutto ciò che offre di bello, non soltanto di bello purtroppo, la nostra Sicilia. Assolutamente, tra poco parleremo di questa partita e so che Gianluca ha già qualche domanda piccante da proporre. Vi voglio far vedere subito la schermata per i nostri contatti immediati. Abbiamo una linea WhatsApp aperta 24 ore su 24, potete tranquillamente inviarci i vostri messaggi. Il numero è il 328 53 58 101 e abbiamo anche un indirizzo email, format tv penalty@latiscali.it. Allora Gianluca, abbiamo qui il direttore che oltre che essere un giornalista top è anche un intenditore di calcio. La domanda più piccante secondo me ce l'hai già pronta. Ma ce ne ho tante, proprio perché questo match nasconde diverse insidie, insomma c'è tantissimo di cui parlare. Direttore, io la prima cosa che le chiedo è se secondo lei è questa la partita che in qualche modo può decidere le sorti di questo campionato, anche in ottica Lecce che riposa in questo turno. Ma questa è una bella domanda alla quale è difficile rispondere. Credo che tutto sarà determinato da quello che sarà l'impatto psicologico del Trapani. Il Trapani che arriva con 3 punti di distacco rispetto al Catania, paradossalmente nasconde molte più insidie di un Trapani più vicino, perché potrebbe decidere di attaccare all'impazzata. Però si gioca in casa, no direttore? Si gioca in casa però, il Catania giocando in casa avrebbe potenzialmente più chance. Sì, certo, questo sì. Però diciamo che il Trapani potrebbe fare il ragionamento o la va o la spacca, e da questo punto potrebbe mettere in difficoltà
Il Catania potrebbe essere invece già, tra virgolette, rassegnato per disputare i playoff, come d'altronde ha detto Calori dopo l'ultimo pareggio in casa di domenica scorsa, e quindi giocare, tra virgolette, in modo più diciamo rilassato, sotto una minore pressione, però potrebbe puntare al secondo posto, che come sappiamo dà un vantaggio non indifferente per quanto riguarda i playoff. Quindi una partita difficile da decifrare, forse più sul piano, si giocherà forse più sul piano caratteriale e agonistico che su quello tattico. Quindi il risultato apertissimo. Certo, tra l'altro insomma dobbiamo anche pensare in prospettiva, no? Perché poi dopo c'è una difficilissima partita a Matera, ma di questo ne parleremo tra qualche istante, perché adesso abbiamo la schermata appunto delle partite che si giocheranno lunedì, quella del Catania, ma le altre domenica, no? Esattamente, le possiamo tranquillamente vedere in schermata. È il prossimo turno appunto che si giocherà tra domenica e lunedì, tra poco la regia ce li manda. Pensiamo anche un po' al Matera, no? Che dici? Un po' al Matera ci dobbiamo anche pensare. Ma io spero proprio indirettamente, ma ci dobbiamo pensare. Io spero che il Catania non faccia questo errore, perché sarebbe un errore. Spesso e volentieri, per non guardare le proprie partite, i propri impegni, poi si sono persi punti per strada. Quindi spero proprio che questo non succeda. Come diceva prima il direttore Daniele Loporto, è una partita difficile da decifrare, quella del Massimino, anche perché ci si gioca tutto, chi per un motivo, chi per un altro. Certo. Il Trapani gioca per il secondo posto, perché arrivare primo mi sembra molto complicato in questo momento. Il Catania gioca per alimentare le speranze di un primo posto, quello che il Lecce si dovesse fermare nelle ultime due partite. Insomma, secondo me è tutta una questione di atteggiamento, e il problema è che a mio modo di vedere, per quella che è stata la stagione fino ad oggi, Ettore, il problema del Catania sia l'approccio dell'altra squadra, nel senso, se il Trapani se la venisse a giocare a viso aperto, il Catania potrebbe avere vita più facile. È giusto quello che stai proprio per dire, perché si aprono gli spazi, sì. mentre invece il Catania ha trovato grandissime difficoltà quando l'avversario si è chiuso in difesa e poi ripartito. Quindi attenzione a questo aspetto. È vero. Allora abbiamo la schermata, sì, abbiamo la schermata, in modo così ricordiamo le partite che si disputeranno tra domenica e lunedì: Paganese Sicula Leonzio, Siracusa Bisceglie, Fondi Catanzaro, Cosenza Rende, Regina Acragas, Casertana Juve Stabia, Fidelisandria Matera, Monopoli Villafranca, e poi infine appunto questo Catania Trapani. Guardiamo anche la classifica, perché la classifica adesso, con questa penalizzazione del Matera, direttore, insomma si è complicata un pochettino la trasferta in casa del Matera, no? Sì, si è complicata anche per il Siracusa, che ricordiamo era quinto fino a credo 3 giornate fa, adesso invece è al 10° posto. La penalizzazione del Matera, pesante penalizzazione del Matera, pone questa squadra fuori da playoff, quindi una partita, la penultima di campionato, che poteva essere giocata con una certa tranquillità psicologica, perché comunque è anche concreta, perché comunque i playoff erano già ottenuti. Effettivamente adesso il Siracusa con 43 punti potrebbe essere un po' in una situazione e consideriamo che la negativa. Sicula Leonzio è uscita proprio in relazione all'ultima sconfitta dal 10° posto, quindi le due siracusane lotteranno gomito a gomito, e il Matera appunto affronterà il Catania col sangue agli occhi, come si dice, perché dovrà fare punti nel tentativo disperato di rientrare fra le prime 10. Anche però mi interrompo un attimo, perché secondo me la partita del Matera nel prossimo turno potrebbe essere indicativa. Si gioca contro l'Andria deve salvarsi, deve comunque raggiungere il suo obiettivo, quindi se il Matera non dovesse vincere questa partita potrebbe anche in qualche modo, tra virgolette, arrendersi. Di sicuro non è questo lo spirito di Auteri. Sappiamo anche che a Matera però la situazione societaria non è delle migliori, lo dimostra anche la penalità, questi stipendi che non vengono pagati. Però insomma, è anche vero che questo Matera con mister Auteri, direttore, insomma gioca comunque un buon calcio. Auteri ha fatto sempre giocare bene le sue squadre, o sbaglio? No, abbiamo visto, e dico, la conferma è anche l'Acragas dei ragazzini che abbiamo visto affrontare il Catania appunto domenica scorsa. Devo dire che sono poche le squadre che hanno giocato male, e comunque sono pochissime quelle che hanno giocato male, in particolar modo contro il Catania, che dà uno stimolo e un mordente in più a tutti gli avversari. Le squadre di Auteri sono abituate a giocare bene, la penalizzazione, diciamo, per motivi amministrativi sicuramente, scusate il gioco di parole, penalizza il gioco e la qualità del gruppo e del tecnico in particolar modo. Guardiamo la classifica, così ci rendiamo conto ancora sempre di più un po' la situazione prima degli incontri di domenica e prima del big match contro il
il Trapani. In classifica abbiamo il Lecce con 71 punti, Sì. poi abbiamo appunto il Catania con 67, Trapani 64, la Juve Stabia segue con 50, 48 punti per Monopoli e Cosenza, 46 il Rende, 44 Casertana Villafranca, 43 il Siracusa, 42 la Sicola Leonzi insieme al Catanzaro, 40 punti il Matera, 38 il Bisceglie, 36 la Reggina insieme alla Fidelis Andrea, 32 per la Paganese, 26 per il Fondo ed infine l'Acracas con 6 punti. Sono state inserite giustamente in classifica anche le penalizzazioni, certo fa storia questi meno 5 per il Siracusa, perché da quello che comunque abbiamo visto durante la stagione il Siracusa ci aveva anche impressionato. È Gianluca, vero, è vero, assolutamente sì, ma è un Siracusa che era stato costruito dopo la parentesi Sottile che aveva fatto molto bene, si era un po' rifondato il tutto con Bianco, un altro allenatore, un altro ex giocatore del Catania sulla panchina del Siracusa, ha fatto un ottimo campionato, la formazione aretusea, però queste penalità ovvio hanno inficiato sulla classifica in questo momento. È un finale di stagione molto interessante, tu dicevi Ettore giustamente, c'è questo testa a testa, lo diceva anche il direttore dell'aeroporto con la Sicula Leonzio, quindi secondo me tra le due ci sarà questa rivalità e ci sarà la voglia di raggiungere questo obiettivo quasi fino alla impensabile fine. sino a un paio di anni fa, insomma, che la Sicula potesse lottare per un discorso playoff anche per andare in Serie B. Il progetto Leonardi è fantastico, direttore. Sì, no, immaginabile anche fino alla fine dello scorso anno del girone di andata, perché la squadra di Rigoli, affidata a Rigoli, non è che facesse sfracelli, se non la vittoria incredibile al Massimino contro il Catania, incredibile e inspiegabile a distanza di mesi. Punti poi che il Catania sta pagando a caro prezzo per aver perso. Sta pagando, come ha pagato i 6 punti regalati alla Casertana, insomma, concessi alla Casertana. Devo dire che la svolta della Sicola Leonzi è stato l'arrivo di Aimo Diane, che ha letteralmente rivitalizzato una squadra sia con gli stessi uomini che aveva a disposizione Rigoli, poi c'è stato qualche innesto a gennaio importante, ma sicuramente l'esplosione di alcuni giocatori, e cito Bollino uno per tutti, è avvenuta con Diane e non certo con Rigoli. Ma speriamo che questi punti persi con la Leonzio poi insomma, non diventino pesantissimi per la classifica finale del Catania. Diciamo che tutte le squadre hanno perso un po' di punti per strada, è inevitabile, anche il Trapani ha commesso dei passi falsi, in 2 occasioni si trovava in vantaggio sul 3-0 e poi ha pareggiato 3-3 in ben 2 circostanze, quindi nel corso di un campionato così lungo è inevitabile commettere degli errori, li ha commessi, e la fase di calo l'ha avuta anche il Lecce, che sembrava una freccia rossa fino a febbraio, poi nell'ultimo mese e mezzo ha accusato una evidente battuta d'arresto. Fortunatamente per loro il Lecce aveva conseguito un buon vantaggio sulle dirette avversarie, però la cosa bella di questo campionato è che appunto si deciderà veramente tutto all'ultima giornata. Io l'altro giorno rileggevo gli appunti della conferenza stampa di Lucarelli, la prima quando si è presentato, sì, e rileggere gli appunti e le dichiarazioni di Lucarelli fatte a luglio trovano completa corrispondenza con l'andamento del campionato. Era già stato tutto scritto, allora tutto previsto, il progetto tecnico sta procedendo come era stato progettato, diciamo, all'inizio. Esatto, dico, non solo del Catania ma anche la lotta a 3 con Trapani e con Lecce, la decisione finale all'ultima curva, insomma sembrava nelle previsioni un campionato già scritto, e devo dire che forse negli ultimi anni di Serie C non si registrava un campionato così livellato. Gianluca, in classifica abbiamo la Juve Stabia che segue quasi da vicino insomma, l'aggancio in una zona positiva in prospettiva playoff. Adesso sono 50 punti, certo, lontanissimo dal terzo posto. È vero. Questa Juve Stabia e poi dopo il Monopoli possono veramente, secondo me, rappresentare un po' una mina vagante nei playoff? Non lo so, a dire il vero credo ci siano squadre più attrezzate. È vero anche che l'entusiasmo può giocare un ruolo determinante. La Juve Stabia che abbiamo visto in particolare nei match contro il Catania, devo dire, non è che abbia proposto un gioco straordinario, è stata una squadra molto accorta, ben guidata da mister Caserta, che evidentemente conosce bene le caratteristiche dei suoi giocatori e quindi riesce a preparare bene le partite. È stato super criticato, io vorrei lanciare, insomma... Secondo me non era giusto criticarlo, ha fatto la sua partita, poi è un professionista... Poi cosa dirà il direttore, perché secondo me è stato letteralmente linciato
un po' da tutti per il suo atteggiamento troppo battagliero in campo? No, credo che una squadra che adesso è al quarto posto non c'è a caso, perché anche se rimettiamo nel bilancio i punti del Matera, il Matera sarebbe sesto, e quindi stiamo parlando della quarta forza del campionato. Ha fatto la partita che a Catania era logico aspettarsi, Andava fatta così quella partita. ed era sportivamente adeguato fare, quindi nessuna critica e nessuna polemica può essere lanciata contro Fabio Caserta, che è stato un professionista e un calciatore che ricordiamo con grande piacere a Catania. Secondo me non gli erano perdonato mai questo trasferimento a Palermo. Ma soprattutto non è stato perdonato, se vi ricordate, quello che fece, come si distinse negativamente nel derby. Nel derby, che segnò entrò in 2 minuti, riuscì a fare un fallaccio da killer e a farsi buttare fuori. Ecco, più che il passaggio a Palermo, perché altri giocatori in quegli anni sono andati a Palermo, non dimentichiamocelo, Mascara è stato a Palermo, Silvestre andò a Palermo. Quindi probabilmente più che il passaggio a Palermo, che era giustificato comprensibilmente da rilevanti motivi economici, perché ricordiamoci che il Catania in quegli anni aveva degli stipendi molto bassi, soprattutto per chi arrivava dalle categorie inferiori, come Fabio Caserta, e a Palermo ha rimpinguato comprensibilmente il suo conto in banca. Ha fatto una stagione pazzesca a Catania, quindi era giusto. Dico, probabilmente il pubblico non ha perdonato, i tifosi hanno perdonato l'entrata così carica di stress e di tensione e anche di cattiveria ingiustificata. Ma che ha fatto il calciatore, queste cose insomma sono quasi naturali, nel senso che l'energia è talmente forte, la carica è talmente forte che poi magari... Diciamo che come viene ricordato negativamente Caserta per il suo ingresso in campo che ha sconvolto il gioco, e ci ricordiamo positivamente Montari. Ah sì, per fare il contrappasso. È vero. Dovremo avere la schermata dei prossimi incontri di questa parte finale della stagione tra Lecce, Catania e Trapani. Le classiche tabelle. Tutti i vari insomma, scontri che ci saranno, la possiamo vedere a schermo pieno. Si giocherà giustamente questo big match Catania-Trapani, giustamente il Lecce riposa. E quindi cosa succederà a questo punto? Che possiamo pensare che il Catania potenzialmente andrà a un punto dal Lecce. Eh sì, io credo che il Catania si possa mangiare un po' le mani, no? Proprio perché la partita contro la Juve Stabia in casa rappresentava l'occasione di continuare ad avere in pugno le redini del proprio destino senza dover aspettare di vedere le cose che accadevano sugli altri campi. Però è andata così, bisogna lottare fino alla fine, il Lecce ha 2 avversari che comunque cercheranno di vendere cara la pelle, chi per un motivo, chi per un altro. Ripeto, dispiace per quel pareggio che è maturato contro la Juve Stabia, perché con un pizzico di precisione, di cinismo in più, ricordiamo l'occasione per esempio di Bogdan nel secondo tempo, parleremmo di altro in questo momento. Il Lecce giocherà la settimana prossima una partita sulla carta leggermente facile, possiamo guardarla nella schermata piena. Giocherà in casa contro la Paganese e poi andrà a giocare a Monopoli, e su questo insomma vorrei aprire un dibattito, perché il Monopoli secondo me è una squadra che insomma va presa con le pinze. Si gioca a Monopoli, potrebbe essere un derby. Il Lecce deve assolutamente andare a vincere per cercare di portare a casa quella che a questo punto potrebbe essere la matematica certezza della promozione. Sarà una partita veramente un po' al Monopoli di ripetere la prestazione fatta contro il Catania. Sarebbe meraviglioso, insomma, 5 gol noi li abbiamo subiti. Il problema è capire come si arriverà all'ultima giornata, perché il risultato del derby dovesse essere un pareggio e poi il Lecce dovesse vincere la sua partita con la Paganese, tutti a Catania si augurano di no, è chiaro che quella partita perderebbe di significato. Attenzione, perché anche il Trapani deve giocare contro il Monopoli in casa, poi dopo questa partita. Ma il Monopoli è sempre stato un po' intrecciato alla storia del Catania degli ultimi campionati. Io ricordo quando il Catania si salvò nel primo anno di Serie C, fu proprio il Monopoli in qualche modo a decidere positivamente le sorti dei rossazzurri, quindi chissà che anche per questa stagione la formazione pugliese riesca a fare un regalo a quell'Etnea. Abbiamo delle immagini sui tifosi del Lecce che praticamente a questo punto sono più che mai vicini a questa benedetta promozione. Noi ci auguriamo insomma che ciò non avvenga, però è anche vero che la classifica parla chiaro. Direttore, questo Lecce... Ci auguriamo che avvenga per loro dopo i playoff. Certo, indubbiamente. Questo Lecce però è anche vero che da anni cerca disperatamente di ritornare nel calcio che conta.
non è assolutamente facile levarsi da queste sabbie mobili della Lega Pro, l'ex Serie C, diciamolo pure. No, assolutamente no, il Catania se ne è accorto in questi anni, se ne è accorto il Catania come se ne è accorto il Lecce, che veniva da tante stagioni gloriose in Serie A, perché ricordiamoci i bei campionati che ha trascorso il Lecce in Serie A. Sicuramente per società grosse, cioè, con una determinata consistenza anche, diciamo, di valore e di valori, come il Lecce, come il Catania, come altre società, sicuramente giocare in Serie C diventa una zavorra e è necessario uno sforzo incredibile. Il Catania si troverebbe già un po' ristretto in sofferenza in Serie B per quelle che sono le potenzialità, il bacino d'utenza, il mercato. Sappiamo benissimo della bella realtà di Torre del Grifo, figuriamoci in Serie C. La società è riuscita a separare la gestione di Torre del Grifo, con tutto ciò che comporta anche l'aspetto mutuo non indifferente, ma ricordiamoci che con la squadra in Serie A il mutuo sarebbe stato tranquillamente pagato e forse in anticipo con la semplice plusvalenza di 1 o 2 giocatori, che invece sono stati quasi regalati con la retrocessione in B e poi in Serie C. E adesso il Catania che quelle farà sono altre storie, direttore. Altre storie, lasciamo stare. Dico, adesso sicuramente il Catania farà delle belle plusvalenze con probabilmente Bogdan e Mané a fine stagione, e non è da escludere che anche Barisic possa andare via con una buona quotazione, ma sicuramente non sono le quotazioni di un giocatore di Serie A. Gianluca, volevi dire... No, una riflessione sul campionato, perché voi dicevate cose giustissime. Io credo che la dimostrazione del fatto che la Serie C sia un campionato difficilissimo da vincere la riscontriamo poi in Serie B, che è un campionato sicuramente diverso, in cui le squadre che vengono promosse sono così forti, perché bisogna arrivare primi, arrivare secondi non basta, spesso vanno a vincere anche il campionato cadetto. Quindi è proprio questa, secondo me, la dimostrazione del fatto che la Serie C è un campionato difficilissimo, bisogna spendere tanto. È vero, bisogna fare tanti sacrifici per andare a vincere. Il direttore però parlava di plusvalenze, quindi vuol dire che magari non è escluso che la prossima stagione Mané e Barisic potrebbero andare via da Catania e fare giustamente cassa per il Catania. Dipende dalle offerte che arrivano. Lo Monaco non è sicuramente uno sprovveduto, saprà bene quali sono le cifre irrinunciabili a cui eventualmente poter cedere. Io credo che rimarranno un po' tutti, perché l'obiettivo è la risalita. Lo Monaco si è previsto questo obiettivo, ha detto quando riuscirò andrò in pensione. Ovviamente non credo sarà così, però comunque questo fa capire anche quanto sia determinato in questo senso. Abbiamo anche delle immagini sottofondo per i tifosi catanesi, perché insomma i catanesi lunedì saranno in massa al Massimino. Siamo sicuri che saranno veramente il 12° giocatore in campo? Probabilmente sì, ma è sempre stato così. Diciamo che quest'anno il Catania ha vissuto una stagione un po' particolare, no? Perché è riuscita a segnare il record di vittorie esterne, e quindi questo è sicuramente un dato rilevante, visti gli ultimi anni un po' disastrosi lontano dal Massimino, però da contraltare si è verificata anche qualche risultato, ecco, qualche partita non proprio eccellente tra le mura amiche. Il pubblico è sempre stato presente, ha sempre sostenuto, anzi va fatto un plauso secondo me alla tifoseria rossa-azzurra, che riempirà naturalmente lo stadio. Ci saranno anche i tifosi del Trapani, sicuramente sugli spalti sarà spettacolo. Assolutamente. Direttore, i tifosi saranno veramente, abbiamo detto, il 12° giocatore in campo. Sanno benissimo che questa è una partita che può decidere probabilmente le sorti finali, perché poi dopo non è escluso che a Matera insomma ci possa andare con una determinazione maggiore dopo una possibile vittoria contro il Trapani. Io l'ho definita sul Giorno Sicilia una partita di Serie A che si giocherà purtroppo in Serie C, perché ci sarà una cornice di pubblico, penso almeno 15.000 spettatori, nonostante la diretta televisiva, e credo che ci sarà una cornice e un entusiasmo, un calore veramente da campionato di Serie A. Purtroppo vedremo questo spettacolo soltanto in terza serie. Facendo un passo indietro, se mi permettete, vorrei sottolineare un aspetto sulle vicende di mercato. È vero che lo Monaco è molto oculato in serie di mercato, però ricordiamoci che ha imparato una lezione grandissima che ci ricordava anche a dicembre, quando ci sono stati gli auguri con la società, la vicenda da Maxi Lopez. È vero. Lui si è pentito e mai si perdonerà di non averlo venduto dopo quel straordinario semestre in cui Lopez segnò 11 gol in 17 partite, perché poi non è detto che il giocatore si ripeta anche l'anno successivo. Infatti abbiamo visto poi e Lopez fece una stagione non bellissima, adesso sta giocando comunque con grande
Però andò bene dignità. con Martinez. Sì, andò bene con Martinez, che fu sfortunato purtroppo per infatti. quel infortunio. Quindi se ci sarà una quotazione, come dire, importante per Mané, Barisic e Bogdan, io penso che almeno 2 dei 3 andranno via. Ricordiamoci che alcuni dei giocatori più esperti hanno un contratto triennale, quindi la società già aveva programmato di vincolarli anche nell'ipotesi di un salto di qualità, e sicuramente Blondet, Tedeschi, Aia sono giocatori, tanto per citare quelli del pacchetto difensivo, che potrebbero tranquillamente giocare in Serie B. Ettore, permettimi... Sì, ma io poi voglio farvi a entrambi una domanda su Mané, no? Perché su Mané hanno tutti sempre detto che era un talento, che è un talento. Domanda un po' cattivella a entrambi, ma perché non ha giocato prima? Sentiamo Gianluca e poi sentiamo anche il direttore. Credimi Ettore, me lo sono chiesto anch'io. Perché non giocava? Probabilmente Lucarelli ha visto più quelli che sono i difetti di Mané, che si vedono anche in questo momento, perché secondo me deve crescere nella lettura tattica, nelle partite spesso non va ad aiutare i compagni. La società si gioca già in Champions. No, però, sicuramente sì, ha delle grandi qualità e secondo me per crescere nei suoi difetti ha bisogno di giocare, quindi su questo non c'è dubbio, però nella rincorsa capisco anche Lucarelli che magari vuole puntare su giocatori che già hanno l'esperienza, la capacità di andarsi a giocare le partite. Poi è chiaro che dopo la batosta terribile di Monopoli, questa cinquina che il Catania ha subito, si è reso necessario, quasi doveroso e obbligatorio, fare delle scelte anche impopolari, e finalmente ha messo dentro un giocatore come Mané, che si è espresso bene perché poi ha delle qualità, la corsa, la capacità di sfondare le difese avversarie, che in Serie C fanno davvero la differenza. Vedi Russotto. Assolutamente. Allora sentiamo un attimo il parere anche del direttore Loporto e poi mi ricordi il tuo appunto. Diciamo che sarò sintetico, diciamo che la qualità di corsa è tanto, ma non è tutto per un giocatore, deve migliorare oltre che sul piano tattico, anche in alcuni fondamentali. Palla avanti a pedalare neanche per lui è la migliore scelta in tante occasioni. Abbiamo visto come, puntando esclusivamente sulla sua velocità, abbia, senza come dire, dargli una colpa eccessiva e qualche ripartenza, e potrebbe essere meglio sfruttato soprattutto in casa. Detto questo, ricordiamoci che inizio stagione Lucarelli aveva per il settore offensivo Ripa, Di Grazia, Curiale, Russotto, aveva un Rossetti che era stato il cannoniere della fase di preparazione precampionato, aveva un pacchetto offensivo che era, mi è sembrato proprio assolutamente un turbo veloce e poi scomparso. Esatto, aveva un pacchetto offensivo che era veramente, sembrava potenzialmente una macchina da gol, e lo è stato in effetti. E ricordiamoci anche che tuttora, lo potete riscontrare sul Catania, Mané viene considerato tuttora un difensore. Ecco, quindi c'è stata, diciamo, anche una tardiva scoperta delle sue capacità e della sua, diciamo che ha voluto del tempo per capire bene dove poterlo collocare. Ricordiamoci che c'è un precedente storico, che Vargas ha giocato per mezzo campionato da terzino. C'è voluto Zenga poi per metterlo a sinistra. Faceva segnare tutti gli attaccanti che lui avrebbe dovuto marcare perché non aveva qualità di terzino, poi riusciva a segnare dei gol spettacolari. Alla fine si è capito, insomma, che il suo ruolo era di esterno, di centrocampo, d'attacco e non di difesa. È vero. Allora Gianluca, siamo quasi al termine della prima mezz'ora della nostra trasmissione, così poi salutiamo anche il direttore. Il tuo appunto? Ma il mio appunto è più che altro una considerazione, perché noi cominciamo nel giorno in cui fa il compleanno una bandiera del Catania, visto che prima il direttore Loporto parlava anche di questo programma triennale. Biaggianti ha rinnovato da pochissimo tempo il proprio contratto, gli facciamo anche gli auguri, fa 34 anni Marco Biaggianti. Certo, partire da Biaggianti a 34 anni. Con invidia, gli facciamo con invidia. Non nel mio caso. Però partire da Biaggianti a 34 anni, insomma, è un po' strana la cosa, no? Ripartire da Biaggianti a 34 anni. Direttore? No, non si riparte con Biaggianti, ma si continua con Biaggianti. Anche Lodi credo che abbia un contratto per altre 2 stagioni, anche Lodi a 34 anni. Questi sono giocatori bandiera che passeranno, secondo me, con disinvoltura dal campo alla panchina o alla giacca e cravatta, che rappresentano il segno della continuità di una società, e questo sicuramente è uno dei valori importanti. Sono dei riferimenti non solo tattici e tecnici, ma anche di immagine per i più giovani, e nel caso di Biaggianti credo che stia disputando una delle sue migliori stagioni
da Soprattutto professionista. da qualche domenica, lo vedo Sì. indemonato. Anche indemoniato. perché ha cambiato ruolo. Lucarelli ha, diciamo, provato a mettere Biaggianti dove giocava Lodi, sta facendo molto bene, ha spostato Lodi, è stata una chiave vincente. A centrocampo si dice ha si vincono le liberato partite. Lodi anche, Sì, è ha vero. proprio liberato Lodi. Benissimo, allora noi ringraziamo il direttore Daniele Loporto. Grazie a voi per sicilianetwork.info. Pronostico secco? Da tifoso, Da tifoso e da direttore, vittoria del Catania. vittoria del Catania. Vabbè, questo ce l'auguriamo tutti, no Gianluca? Vediamo cosa succede. Benissimo, grazie al direttore Grazie a Daniele voi di nuovo. Loporto. E noi adesso vi facciamo vedere uno spot che riguarda un appuntamento che partirà a metà giugno, ci vedrà protagonisti sempre qui nella stessa fascia oraria tra le 14.30 e le 15.30. Lo spot ha a che fare con i mondiali di Russia 2018, ci sarà penalty play appunto speciale russa. Guardate lo spot e ci vediamo tra poco per la seconda parte. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambos. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Ah ouais, Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Fais du coco. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Oh, oh, oh.
Rieccoci in diretta, amici di Gold 78, canale 78 del Digitale Terrestre. Oggi è partita ufficialmente questa trasmissione che vi accompagnerà ogni pomeriggio tra le 14.30 e le 15.30, dal lunedì al venerdì. Approfondimenti sportivi, però è anche vero che ci mettiamo dentro tante altre cose. Nel frattempo possiamo già vedere la schermata con i nostri contatti, il nostro numero WhatsApp che ancora io non conosco neanche a memoria, 328 53 58 101, e poi anche l'indirizzo email se volete contattarci, format tvpenalty@tiscali.it. Ritorno a salutare naturalmente Gianluca Virgillito e ricordo pure anche che siamo in diretta su Facebook. Assolutamente quindi sì. ci possono seguire in questo momento da qualsiasi parte del mondo, anche sul telefonino. Ormai la frontiera dei social. La tecnologia è anche questa. Assolutamente. Vado a salutare colui che sarà con noi ogni giovedì e siamo qui con lui anche per promozionare questo tuo spazio settimanale, perché io con Salvo D'Arrigo, che vado a salutare e che ringrazio per la sua presenza questa sera, insomma cercheremo di parlare non soltanto di calcio. Conosco Salvo da tantissimo tempo ed è anche vero che lui è appassionato di musica, profondo conoscitore di storie, di culture, quindi insomma vogliamo allargare questa nostra trasmissione pomeridiana proprio perché non dobbiamo a quest'ora del pomeriggio parlare solamente Non di si calcio. vive solo di calcio. Oh, bene, ok, perfetto. E questa è la cosa più importante. Ringrazio tutti per questa collaborazione che mi rende felicissimo veramente di ritornare in una bellissima trasmissione come quella di Penalty e questo nuovo formato. Tra l'altro tu sei per il caffè o per il digestivo dopo il pranzo? Per il digestivo. Per il digestivo, quindi noi eventualmente poi ti possiamo lo anche prendo offrire... pure il caffè. Allora accetto. benissimo, perfetto. Allora, dato che abbiamo parlato di sport, la battuta gliela dobbiamo chiedere subito su questo Catania, no? Gianluca? Assolutamente sì. Dai, allora domanda. inquadriamo un po' questa stagione fino a questo momento. Probabilmente lo possiamo definire il campionato che alla fine sarà vinto da chi sbaglia di meno, perché il cammino ci dice questo e le ultime 3 giornate più che mai in qualche modo ci indicano che è proprio questo aspetto che ti fa vincere il girone C. Tutto sommato, campionato positivo, altamente positivo del Catania. Forse i tifosi magari aspettavano di trovarsi in testa in queste ultime giornate, però per pochissimi punti, per qualche punto perso, però dobbiamo anche tener conto che c'è di fronte anche una squadra altrettanto attrezzata come il Lecce, senza dimenticare il Trapani, Chiaro. che attardata, però avrà l'ultima occasione, la prossima partita proprio in casa del Catania, di tentare l'aggancio al secondo posto. E vedremo come andrà a finire, perché insomma ancora certo, è tutto da giocare. Tutto da giocare. Tutto da giocare. Chiaramente Allora, il Lecce ancora non ha assolutamente vinto. per tenere fede al discorso che ho detto poc'anzi, che la nostra non è una trasmissione solo ed unicamente sportiva, adesso ci colleghiamo con un cantante, ballerino, attore che si chiama Samuele Cavallo ed è colui che canterà la sigla finale della nostra trasmissione Penalty Play, una canzone intitolata Uno di noi. Abbiamo in collegamento Samuele. Ciao Samuele! Ciao, buonasera, ciao, buon pomeriggio. Allora, Samuele, ho detto bene, attore, cantante, ballerino, tra l'altro in scena in questo momento con un musical di enorme successo che si chiama Dirty Dancing, da un film stratosferico di un paio di decenni fa. Sì. In questo momento mi trovo a Venezia, ma in realtà questa sera siamo in scena a Padova. In Dirty Dancing io interpreto il ruolo di Bill, che oltre ad essere il cantante di alcune delle canzoni più importanti del film, tra cui la colonna sonora Time of My Life, insieme a Loredana Padda, che interpreta il ruolo di Elizabeth, e poi vabbè, interpreto altre canzoni come Still of the Night, Yes, oltre a essere il cantante, diciamo, è un po' il comico della situazione. Ma tu ti senti più cantante o più attore, Samuele? Allora, io nasco come cantante, però ho avuto la fortuna a 17 anni di fare un film con il grande regista Sergio Rubini, con un film con Fabrizio Bentivoglio, Claudia Gerini, Emilio Solfrizzi, c'era un cast strepitoso. Quella è stata la mia prima esperienza come attore, da lì poi ho iniziato a fare teatro, ho lavorato con Massimo Ranieri, ho lavorato al Teatro Sistina e quindi sentirmi più cantante o più attore mi tarpa un po' le ali, tra virgolette, no? Mi piace sentirmi un po' un artista a 360 gradi. Bene, fai bene. Perché io amo sia cantare che
intrattenere, che scrivere, cioè, mi piace un po' estendere questo a 360 gradi. Senti Samuele, sicuramente in Italia si dice performer. certo. Senti Samuele, so che andrete a Roma anche con il musical Dirty Dancing. Da quando? Sì, dal 4 maggio. Dal 4 maggio perfetto. saremo al Teatro Olimpico. Possibilità di vedervi anche giù in Sicilia? Noi ci siamo venuti in Sicilia quest'anno, siamo venuti a Palermo e a Catania. Ah, bene, bene, bene. Peccato, perché se no sarei venuto a vedervi, quindi chiedo scusa, ma non sapevo, non vi ho beccato e chiedo venia. Allora, senti, parliamo di questo pezzo che si intitola Uno di noi. È stata scelta come sigla finale della nostra trasmissione. I nostri telespettatori in questo momento a casa vedranno questo video proprio al termine del nostro programma. Ed è una canzone che nasce con un obiettivo ben preciso. Ce ne vuoi parlare? Sì, certo. Intanto sono molto felice di questa bellissima notizia. Uno di noi è una canzone che ho scritto per un'associazione che appunto si chiama Uno di noi, a cui diretta da un mio carissimo amico che si chiama Pippo Scarafile, che una volta ha ospitato nella sua associazione un ragazzino affetto da una gravissima malattia reumatica. Quindi per poter dare la possibilità di vivere lo sport hanno dovuto comunque accettare il fatto che un bambino affetto da questa grave malattia potesse insomma vivere lo sport, il calcio. Lui mi ha raccontato la storia di questo ragazzo, questo bambino, che purtroppo è venuto a mancare dopo pochi mesi. E questa storia mi ha colpito così tanto che io ho voluto dedicargli questa canzone, perché io ovviamente da amante dello sport e quindi del calcio sono stato molto colpito da questa storia e quindi ho scritto questa canzone. Complimenti, complimenti, complimenti. Tifoso di quale squadra a questo punto ce lo puoi svelare? Io sono milanista da quando facevo le elementari. Ah beh, allora... Nella mia classe si tifava quel calcio lì e mi sono lasciato coinvolgere da piccolissimo. Allora, un milanista che però insomma ama il calcio a 360 gradi, ama il bel gioco, e infatti da ciò è nato anche un progetto di solidarietà straordinario. Bene Samuele, allora noi ti ringraziamo. Sono curioso di sapere quale film era di Rubini. Qual era il film di Rubini, mi dice l'ospite Salvo D'Arrigo? Qual era il film che hai fatto con Rubini? La Terra. La Terra, bellissimo. Interpretavo il ruolo del figlio di un mafioso. Ah, addirittura. Un mafioso di paese. La Terra è un film di Sergio Rubini, è stato in onda nelle sale nel 2006. Sì. Ed è ispirato alla storia, un po' alla storia dei fratelli Karamazov di Dostoevskij. Ed è un film molto bello che io consiglio a tutti di vedere, perché assolutamente ritrae un'Italia che secondo me ancora oggi in tante zone esiste ancora. Bene. Esiste ancora, però è bellissimo. Allora Samuele, noi ci congediamo da te e ci lasciamo con il tuo ultimo diciamo singolo, anche se mi hai detto che tra un mese e mezzo circa uscirà il tuo nuovo disco per l'estate 2018. La canzone che noi adesso andremo a vedere si intitola Blackout. Un breve cenno? Che dici? Blackout è una canzone che è stata scritta da Marco Massa, che è un autore milanese molto conosciuto, è un bravissimo autore che mi ha dato questa canzone, della quale mi sono follemente innamorato insieme al mio produttore Stefano Barzan. Da lì è nata questa collaborazione, è venuto fuori questo arrangiamento nuovo di questo brano e poi da lì abbiamo fatto questo videoclip. Sì, il sound è molto particolare, sono veramente felice di quello che è venuto fuori. Benissimo, allora... Tutto il mio progetto è molto particolare perché è fatto da un produttore molto forte, che è Stefano Barzani. Ci piace il sound, è molto internazionale. Bene Samuele, allora noi ti ringraziamo, un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, e se vieni giù a Catania chiaramente ospite in diretta qui a Penalty Play. Grazie a voi, con molto piacere. Grazie a Samuele. Saluto a tutti. Ciao. Non vivo più la città, ora mi muovo tra gli alberi, c'è meno rischio, si sa, e finalmente
c'è un cielo sopra me e non è male. Dimmi dove vive questa umanità in mezzo al mare, che puoi vedere quello dei guai. In fondo va, sta un blackout. Quale umanità ora ci sarà? Che puoi contare sull'anima, sull'anima. Come si farà, come si farà? Solo le stelle nel cielo ci guideranno nel nostro esile cammino. Ora e ora non senti, c'è fermento. Ora e ora stavolta non è un sogno, so dove sta la realtà. Non devi tollerare, ma rispettare l'umanità. E se cammino per strada, mi accorgo che c'è un cielo sì sopra me e non è male. Dimmi dove vive questa umanità in mezzo al mare, che puoi vedere quello dei guai. Quale umanità ora ci sarà? Come si farà? Come si farà? C'è tutto mondo, si sa. Umanità ora ci sarà? Come si farà? Come si farà? Mi accorgo che c'è un cielo, ora ci sarà. Come si farà? Come si farà? Sopra me e non è male. Quale umanità ora ci sarà? Come si farà? Come si farà? Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, la nuova trasmissione che vi intrattiene in questa prima parte del pomeriggio tra le 14.30 e le 15.30. Io dico che questa trasmissione nasce per insomma gustare insieme un caffè oppure un digestivo. Nel caso tuo, caro Salvo, Sì. cosa preferisci, il caffè o un digestivo? È soltanto a parole in questa prima puntata, perché poi già dalle prossime si potrà gustare il caffè oppure l'aperitivo. Vogliamo il caffè, Oppure il a questo digestivo. orario va bene, no? Se Anche più- il digestivo Va bene pure. Perfetto. l'orario ideale. Ah, chissà invece cosa preferisce il nostro Gianluca invece. No, Dai. io caffè, rigoroso Benissimo. caffè. Tra l'altro Gianluca, la tua presenza sarà fissa il mercoledì. Sì, oggi un Vogliamo giorno raccontare speciale. cosa farai in modo particolare il mercoledì qui a Penalty Play? Noi racconteremo ovviamente quelle che sono le vicende del campionato di Serie C, questo rush finale, queste giornate che ci separano dalla chiusura della regular season, vediamo come andrà a finire questa lotta per il vertice, ma anche la lotta playoff, la lotta per non retrocedere. Vi racconteremo poi anche i playoff. Quindi, Che diciamo, speriamo noi- di non fare. Noi professionisti. Come Catania. No, speriamo di non fare, però noi ve le raccontiamo comunque. Certo. No? Speriamo che non ci sia il Catania, quello sì. Certo, ma eventualmente se si arriva secondi si parte già con il fatto che si giocheranno soltanto 5 partite potenzialmente, no? Esattamente, diciamo che il piazzamento quest'anno più dell'anno scorso conta. Perché chi arriva secondo salta un numero di partite, come hai detto tu, se le giocano 5, poi alla fine arrivare terzi in sostanza ti fa giocare un turno in più, quindi 7 eventualmente. Esattamente, quindi comunque un piazzamento in seconda posizione in ottica playoff è importantissimo, non Assolutamente. importante. Allora voglio pregare di nuovo la nostra regia, guidata come al solito dalle mani sapienti di Giuseppe Giuffrida, con la schermata che prevede insomma il quadro completo di qua a quando finisce il campionato, le partite che giocheranno le 3 potenziali che si stanno giocando il primo posto in classifica. Allora abbiamo detto che ci sarà questo riposo del Lecce, Catania e Trapani giocheranno questo importantissimo incontro. La settimana prossima ci sarà Lecce Paganese, Matera Catania e Trapani Monopoli. Il Monopoli, ha detto bene Gianluca, ce lo ritroviamo sempre impastato in questa parte finale, però è anche vero che non bisogna pensare a quello che succederà domenica prossima, bisogna pensare al Trapani adesso, però è anche vero che la partita col Matera secondo me è difficilissima. Allora, teoricamente, così guardando il calendario, sempre teoricamente, Certo, sulla carta, certo. sulla carta, il calendario più favorevole, anche se una partita in meno, c'è il Lecce.
classicamente. Sai, gioca col Monopoli però l'ultima giornata. L'ultima giornata, bisogna vedere appunto le motivazioni anche del Monopoli. Gianluca ha detto che il Monopoli però è una squadra troppo difficile da battere, ce lo confermi, no? Ma, tra l'altro il fatto è rilevante secondo me in questo senso, non è tanto la caratura tecnica del Monopoli, derby. è un derby e il Monopoli come è gemellato diciamo col Bari, che è la cerrima rivale del Lecce, quindi ecco ci sono delle dinamiche che la rendono... Io non ci credo però a queste cose, però, consentitemi, io non ci io, credo. Però da uomo di sport dico anche una cosa, le ultime partite, le ultime 6 partite, chi non ha motivazioni concrete di classifica molla un po'. Quanto ma scusate ragazzi, ma quasi automatico. I 7 punti in meno del Matera hanno messo il Matera adesso in una situazione in cui mentre il Matera se la deve giocare è delicata perché deve giocare la partita. Per cui, ma questo è sempre un discorso così teorico sulla carta, poi il campo è chiaro. Indubbiamente la gara di lunedì fra Catania e Trapani è uno spartiacque, è decisionale, no? Perché il Trapani secondo me verrà a giocare, ma è ovvio, non ha nulla da perdere, ha solo un risultato, non cambia nulla, cioè se la gioca apertamente. Per cercare di vincere. Potremmo assistere a una bella partita allora. Sì, perché una sconfitta, un pareggio non li pregiudica niente, rimane sempre al terzo posto. Invece l'eventuale vittoria sul Catania gli avrebbe il secondo posto. Giusto? Per cui questa sarà decisiva. Se il Catania non riesce a battere il Trapani, e non vedo come il Lecce possa essere. Ma questo è un altro discorso che eventualmente affronteremo da martedì. Tanto siamo qui. Gianluca, hai qualche notizia sulla possibile formazione del Catania? È un po' presto ancora, ancora me, presto. Che venerdì e sabato sono 2 giorni decisivi. Bisogna tenere conto di più fattori. Intanto Lucarelli ha trovato secondo me le chiavi giuste da un po' di tempo a questa parte, riesce quasi sempre a confermare la formazione tranne i rari casi, ricordiamo gli acciaccati, c'è stato Aia che non è stato benissimo ma sembra essere recuperato, bisogna vedere anche come sta Porcino, questo esterno mancino che sta facendo molto bene in qualunque la domanda ruolo. cattiva ce l'ho già pronta, ce l'ho già pronta. Quindi bisogna capire anche come stanno questi giocatori, ma per il resto secondo me Lucarelli toccherà poco o nulla, pur avendo tantissime soluzioni. Credo che il Catania sia la squadra meglio assortita di tutta la Serie C, non soltanto del girone meridionale. Però non si cambia niente secondo me, se ci sono gli uomini si va avanti così. La domanda cattiva la fai tu, la faccio io. No, è di Mannè, c'è anche un motivo mio personale. Gioca, non giocherà? No, io credo proprio che giocherà. Sai perché? Il motivo personale, io alleno una squadra di prima categoria e ho il fratello. Addirittura? In miniatura, perché è piccolino, è un nigeriano atipico, velocissimo. E forse li accomuna una cosa, un pochettino che devono crescere tatticamente. D'altra parte mi sembra normale. La domanda cattiva. La domanda cattiva. Vediamo. Porcino Marchese. Che è una domanda che secondo me in molti si pongono. Marchese è chiaramente una grande bandiera del calcio Catania, ma sappiamo benissimo che insomma qualche partita è andata un po' storta a Marchese, non è proprio al massimo della forma, c'è grandissima esperienza, però credo che Porcino, quando è stato chiamato all'opera, ha dimostrato di avere quasi un passo superiore. È la domanda cattiva che voglio fare a voi due. Inizia ma indubbiamente Salvo, sì. Allora Marchese, diciamola onestamente. Al Marchese no, ma ci mancherebbe. Nessuno me ne voglia male. Devo essere un po' piccante, in fase calante, no? È un po' verso la fine della carriera. È un giocatore di grande esperienza, ha avuto un passato anche ad alti livelli, indubbiamente, però dal punto è una bandiera del calcio Catania. Dal punto di vista atletico, puramente atletico, certo non può reggere a certi ritmi come può fare invece questo ragazzo Porcino, magari meno esperto, meno abile in determinate circostanze, però ma con un passo è chiaramente. Io vorrei aggiungere una breve parentesi. Allora, il campionato di Serie C negli ultimi anni, compreso quest'anno, è scaduto di livello tecnico, questo lo sappiamo indubbiamente, ma non solo il Catania, tutte le squadre un po' della Serie C da anni a questa parte, per cui la condizione atletica secondo me è determinante a questi livelli, non avendo squadroni di livello eccelso dal punto di vista tecnico-tattico. Il campionato lo puoi vincere anche con questa superiorità atletica. Non si vedono partite di grande spessore tecnico, per cui la condizione atletica, specialmente ora che siamo alla fine della stagione,
E da premettere c'è anche un'altra cosa, in funzione anche per le due squadre, una andrà direttamente, ma le altre due devono pensare anche alla le fatica partite sono tante. di un altro mini torneo. Gianluca, la domanda cattiva anche per te, sì. mica puoi esimerti. Allora, intanto dico che sono perfettamente d'accordo col mister quando parla di condizione atletica come un fattore chiave di questo campionato. Io vado controcorrente e dico, in particolare per la partita contro il Trapani, Marchese tutta la vita, perché ha un'esperienza, un bagaglio, una può capacità servire, di controllare quelli che sono gli uomini del Trapani. Sugli esterni sono molto Che sono forti, pericolosi, vedi Marras sì. che è un grande giocatore per questa Sì. categoria. Io penso che Marchese possa fare valere tutta la sua esperienza, quindi Porcino sicuramente è un ottimo giocatore, mi stuzzica anche l'idea di vedere un Porcino a partita in corso inserito a centrocampo, quasi magari a cambiare il passo. o a cambiare il la passo squadra. con Marchese, oppure inserirlo a centrocampo a dialogare con Marchese e con Mannè. Credo che quella fascia diventerebbe davvero Ma devastante. allora a questo punto la formazione è già fatta, bene o male, no? Io Cioè credo quella di quasi sì. immutata da un paio di settimane a Io questa credo parte. proprio di sì. I dubbi forse è un po' a destra. Un po' a destra, vabbè, allora lasciamoli, perché insomma il sale della partita è anche quello È di vero. immaginarsi una formazione e poi magari averne un'altra, perché Lucarelli ci ha abituato a È queste vero. cose. Sì, è vero, è vero. Benissimo, siamo quasi in chiusura. Allora, C'era il tempo di un'altra domanda cattiva. pensavo il Domanda tempo. cattiva. Qual No, è? perché è un mistero. Non fare almeno- domande cattive a me che io non c'entro niente, facciamole a Gianluca. un mistero così dall'inizio Sì. della stagione. Ripa, questo Ripa, Ripa. questa sì che è una domanda Allora, cattiva, Gianluca. Sembra una continuazione di una storia che negli ultimi anni, specialmente in Serie C, avviene nel Catania con Il bomber che arriva e che poi dopo di grande nome, si di ferma grande qua. spessore, di grandi numeri come Calil, come Pozzebon e anche Io arrivati ricordo qui anche un D'Ottavio di secoli fa. Sì, vabbè, lì parliamo di altri. devo Cioè, dire- noi siamo anziani. altre dai, generazioni. A smentire sì. questo però dobbiamo Vai. dire che è arrivato anche un Curiale Sì. da cui non ci si beh. aspettavano 15 gol. Assolutamente. Sì, Esatto, al assolutamente. Allora io su Ripa anche qui sono un po' quello che va controcorrente, nel senso che abbiamo visto che comunque ha dei problemi fisici che spesso non lo fanno neanche correre bene in campo, l'abbiamo visto. Però mi sento comunque di premiarlo con la sufficienza, tra virgolette, perché ci mette sempre grande impegno. Quindi i numeri, i gol parlano chiaro. Non è stata la miglior stagione di Ripa, però sotto il punto di vista dell'impegno, diciamo, spero si riscatti segnando i gol che servono al Catania in questo finale Siamo di in stagione. chiusura, meno di 10 secondi, 10 secondi, un pronostico bene. immediato secco. Vai Salvo. Poi alla fine credo che il Catania possa vincere questa partita col E Trapani. ci fermiamo qua momentaneamente. Quindi vittoria secca per il Catania. Un saluto Lo e chiede a me? ringraziamenti a No. Gianluca. No, a te non te lo chiede Grazie, il pronostico. grazie. Non ti metti in difficoltà. Grazie. Mentre invece con te rimandiamo l'appuntamento a mercoledì Assolutamente. per parlare anche del dopo partita a questo punto del Trapani. Quindi non mancate perché ci sarà tanto da dire, le analisi insomma del post gara. Grazie a te Ettore. Grazie a te Gianluca, noi ci fermiamo qui, ringraziamo naturalmente tutta la squadra tecnica del Beats Village Studios, in testa il nostro regista Giuseppe Giuffrida, ringraziamo naturalmente anche Andrea Salerno, Angelo Pandolfo, Roberto Di Marco e anche Salvo Paradiso. Rimandiamo l'appuntamento a domani puntuali alle ore 14:30 per una nuova puntata di Penalty Play, l'approfondimento sportivo tra un caffè e anche un semplice digestivo. A domani, arrivederci. La vita è un soffio, corre come il vento. C'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio, vinci per me. Tu che sai come fare, corri per me. Tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato, con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai
sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.